Siamo con Sebastiano Favero, presidente dell'Associazione Nazionale Alpini. Un messaggio importante in questi giorni difficili per la nazione, per tutti i volontari che sono impegnati, l'abbiamo visto qui nell'ospedale di Valdobbiadene, ma in tantissimi altri presidi ospedalieri e non solo, in tutta la nazione. Il messaggio è quello di essere uniti. Quello che è più importante oggi è capire che solo con il coordinamento, con la capacità di essere uniti si ottengono risultati. Credo che anche qui a Valdobbiadene lo abbiamo visto. Noi come associazione siamo un'associazione che ha una forma, se volete, anche gerarchica, ma che ha i suoi ruoli, i suoi uomini, tutti formati, tutti capaci di operare, ognuno sa quello che deve fare. Questo vale per questo nostro intervento, vale però per tutti, cioè vale per tutti i volontari. Essere volontario vuol dire anche essere preparato, essere capace di dare qualcosa di se stesso agli altri. Quindi io non posso che dire un grande grazie a tutti i volontari sparsi nel Veneto e in Italia e coraggio, forza, perché come dice un motto degli alpini, per gli alpini non esiste l'impossibile, ma anche per gli italiani questa volta non esiste l'impossibile, ce la faremo tutti, grazie.